mettono così in posizione ascellare, con le ascelle così, e fanno così. Sto cazzando, sto cazzando, sto cazzando, sto cazzando. Vincenzo! Le spese per la casa sono terribili e stanno tutto quanto uguale a me. Ma la bolletta della luce elettrica, i che non mi fine l'avrei. Invece col metano si spenderebbe meno, non è che sia un avaro, ma il gas è meno caro, sì lo è. E per questo con mia moglie Carmelina litighiamo ogni mattina. È fatta stufa a gas, lo scaldabagno a gas e la cucina a gas. E lei spunto di olio a luce elettrica, non devi fare il despota di ras. E io ribatto il gas è più economico. Carme, non mica caro il gas. Non mica caro il gas, non mica caro il gas. Tu spendi una fortuna per la cattagullane, ti nutri col filetto a 4.000 letto, ti compri le crisombre, il kiwi e l'ananas, la luce risparmiamola, non mica caro il gas. Ughetto, non distro, sei distratto. Ughetto, Vincenzo. Ma io sono Capatoste, ho fatto mettere l'impianto di metano giù da basso e lei pervasa da una crisi isterica, con il martello mi ha scassato un gas. Carme, io c'ho ragione, pure in televisione vi è detto che il metano Carmen ci dà una mano, ce la dà. E ho parlato con mia suocera, consiglia, persuadete vostra figlia a convertirsi al gas, ad attaccarsi al gas, ad appoggiarsi al gas. Mia figlia il vostro gas non lo adopera. E come lo può usare si moscas? Leva con l'industriale più sfizievole. Mamma, non mica caro il gas. E domani mattina lo vedo, a Ughetto, qual è tua moglie questa? Non si scusate, che ti piglia a te? Sta dietro, non sta tua moglie. Lo vedo, come scucciando questo, lo vedo con la bolletta in mano così che fa vicino alla moglie, vicino alla gente e fa: non mica caro il gas, non mica caro il gas. Tu spendi e spandi, le calze, le mutande, la crema dimagrante, il trucco permanente, lo shampoo per la forfora, la conta double fast, la luce risparmiamola, non mica caro il gas, non mica caro il gas, non mica caro il gas. Ormai d'ora in avanti, lo dico a tutti quanti, a quello che ogni giorno ci fa le targhe alterne, a quello che ci pone in cassa integrazione, anche al TG alla RAI che dice solo AI, a quello che ha inventato la tassa passaduta, ma poi mi tengo l'ulcera e 4 bypass, sono un malato cronico e pago pure in tasse, carissimo onorevole, non mica caro il gas.